Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della Polizia di Stato. Abbiamo i 2 minuti, purtroppo bisogna essere un po' fiscali quest'oggi, abbiamo molti ospiti. E allora dicevo, no, parlando del 112, ho detto che anche le forze di polizia, ne abbiamo anche noi parlato, sono stanche insomma di sentirsi improperi, anche perché le persone che chiamano hanno già dato informazioni, ma devono ripetere anche a voi. E lei aveva criticato questo numero unico. Sì, l'avevo criticato perché succede quello che ha detto lei. Ci sono delle volte in cui per lo stesso motivo più persone chiamano per questo motivo. E le faccio l'esempio: se succede un incidente in autostrada, quante persone chiamano? Il problema è che fin quando l'operatore della questura in questo caso non percepisce che tutte le telefonate sono quelle per l'incidente e quindi chiede al sistema del CUR, del centro unico di risposta, di bloccare tutta una serie di telefonate, quante telefonate arrivano per un incidente stradale? Quindi lei cosa deve fare? Ogni volta deve ridire la stessa tralitela. Questo è il grosso problema, cioè secondo me il numero è anche una cosa positiva, cioè questa unificazione, perché ci smista delle telefonate che prima dovevamo smistare noi. Però loro devono essere più veloci a capire che se si tratta di un incidente stradale... Non può dirmi a me c'è una signora per terra che sta male, bisogna fate perché sta male e poi dire... Chi devo passare? Ecco, perché poi Gesù che dà la benedizione, non so. Perché succede che poi arriva a noi e noi dobbiamo rifare le stesse domande, perché fino che un numero di un'abitazione c'è una cellula immediatamente che viene identificata, ma se c'è uno scherzo e lei chiama con cellulare, sa benissimo il direttore, dobbiamo fare l'intercettazione della cellula. Bene. Quindi, le lascio immaginare che il cittadino giustamente tutto come abbiamo detto, è da riguardare il protocollo, devono essere più veloci loro a capire qual è, perché se la seconda telefonata è una rapina in atto e l'operatore sta rispondendo a lei per l'incidente stradale, io non posso sapere se la seconda telefonata è una rapina. E allora lei cosa mi viene a dire? Che avete risposto in ritardo. È giusto, beh, è vero anche questo. Ecco, grazie Raffaele Padrone. 47 anni, residente a Udine, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di violazione di domicilio e porto d'armi bianche.